Benvenuti nella cappella del Collegio Vescovile Barbarigo. Questo è il cuore pulsante della nostra scuola, perché qui allievi, professori, personale, genitori possono incontrare colui che è la ragione della vita di coloro che lavorano qua, il Signore Gesù. Questo luogo si chiama Cenacolo. Abbiamo deciso di chiamarlo così per richiamare il mistero grande della Pasqua, che riviviamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. In questa cappella, ogni giovedì alle 7:45, prima dell'inizio delle lezioni, viene celebrata la Santa Messa, alla quale partecipa un bel numero di studenti ogni settimana. E poi si vivono i momenti di spiritualità del nostro collegio. Cenacolo dice ultima cena e infatti proprio all'ingresso troviamo una bellissima icona che ci riporta al Giovedì Santo, quando Gesù ha anticipato nell'Eucaristia il mistero della sua passione e morte. Cenacolo significa comunione ed ecco l'icona della Santissima Trinità, nella quale siamo immersi e nella quale viviamo. E poi questo dipinto posto proprio di fronte all'ingresso. È l'incontro di Tommaso con il Signore risorto proprio il giorno di Pasqua. Tommaso rappresenta un po' tutti noi che siamo in ricerca, che entriamo qui dentro non con delle certezze, non con dei preconcetti o dei pregiudizi, ma con il desiderio di lasciarci incontrare da colui che è il risorto, il Signore, il Maestro. Gesù non ha paura dei nostri dubbi, non ha paura delle nostre incertezze, anzi ci viene incontro proprio per aiutarci a cercare quella verità che Lui è. Io sono la via, la verità e la vita. E anche a ciascuno di noi, così come a Tommaso, ripete non essere più incredulo, ma credente. È Lui che dà senso al nostro camminare, al nostro cercare e in qualche modo rappresenta la meta alla quale tutti tendiamo. Ad accoglierci c'è anche l'immagine di Maria, che abbiamo chiamato proprio la Vergine dell'accoglienza. È lei che ci indica il figlio suo Gesù, è lei che come compagna di cammino ci porta a Lui. E allora anche questa bellissima statua di Maria ci indica la meta verso la quale tendiamo, l'altare e la croce, che rappresentano appunto la presenza simbolica di Gesù in mezzo a noi. Ma non solo presenza simbolica, c'è anche la presenza sua reale, viva, effettiva, che troviamo nell'Eucaristia. L'Eucaristia custodita nel tabernacolo, davanti al quale molti giovani, molti professori si inginocchiano a pregare. Ed è bello entrare qui e trovare un'oasi anche di luce, un'oasi di calore. La luce che illumina l'ambiente non è solo la luce artificiale di queste lampade che hanno un significato ben preciso, l'elemento trinitario sopra l'altare e lo Spirito Santo sopra la parola, che è rivelazione di Dio, ma anche la luce che viene dall'esterno e ci illumina di quel sole che sorge ogni mattina e che risplende anche qui dentro. E così il nostro sguardo va verso l'alto, verso quella libertà che ci dice il nostro essere protagonisti nella vita di ogni giorno. Buona preghiera.